In campo di protezione civile a livello nazionale il Veneto svolge la parte del leone, un'eccellenza l'ha definita il presidente Sergio Mattarella in occasione della sua visita a Belluno nel post Vaia. Oggi l'organizzazione di questo sistema efficiente, normata grazie a una legge varata con il consenso unanime del Consiglio regionale del Veneto, che tra l'altro sprona i sindaci a dotarsi di un nucleo di protezione civile. I sindaci sono già da anni autorità di protezione civile, quindi devono avere anche un braccio operativo che sia al loro fianco nel momento dell'emergenza, almeno un primo nucleo di intervento nell'immediatezza, poi dopo si mette in moto la macchina regionale. Che è quanto in provincia è stato sperimentato durante la tempesta Vaia. La nuova legge consolida procedure e modalità di gestione delle emergenze, istituzione dell'unità di crisi, definizione degli ambiti territoriali che prendono il posto dei distretti, costituzione delle consulte provinciali della protezione civile e una assoluta novità. È stato introdotto nella legge anche un altro aspetto, quello dei volontari nelle scuole. I volontari della protezione civile andranno nelle scuole nell'ora di educazione civica a spiegare ai ragazzi cosa vuol dire protezione civile, cosa vuol dire sicurezza, quali sono i rischi a cui siamo esposti, e io mi auguro anche ad appassionare i ragazzi che poi una volta che raggiungeranno l'età potranno entrare nel magnifico sistema della protezione civile del Veneto. Un'organizzazione che durante la pandemia è stata in grado, con 380.000 giornate uomo, di donare alla collettività 3 milioni di ore di servizio. Nella nuova legge il volontario è inserito tra le componenti e le strutture operative del Servizio Nazionale e stabilisce che deve essere curata la più ampia partecipazione dei cittadini. E se in Italia un italiano su 10 fa volontariato, in Veneto questo numero raddoppia perché 1 su 5 fa volontariato.